assolutamente no. Questa fonologia come è fatta in questa grammatica. Poi in questa grammatica abbiamo dedicato più di 40 pagine, tutto canta, tutto su questa fonologia. Come fa in sonus, piccaus a uno, prodotti scambiamento su chi fa in fonetica sintattica, come si tanta sonus, come si fa in fonetica sintattica, come si fa in intro di fuoco, e come si cambia. Pigliando in considero tutto canto su sardo, sempre tutto canto su sardo, va bene, e scetti a questo punto abbiamo formulato i criteri di scrittura, va bene, e a proposito di scrittura, si scrittura chi faccio Deo, che propongo Deo è una scrittura a criterio non narauso a brettiu, questo mi piace, però guardate non mi piace, noi non siamo in suo mercato comprende che una cosa, noi siamo scetti cercando di scrivere la lingua sarda, tutto canto su sardo, con il suo proprio criterio e comunque con criterio, a maniera che a questo punto questa cosa possa essere assolutamente facile. È una facile prodotto. Si faccio scelto un esempio. Pensai canto a noi se causa con questa questione dei doppia, se no in italiano. E canto, è proprio questa una cosa strafanata, canto questa questione dei doppia se in italiano se causa con sardo. Su pensa questa fonologia, o meglio, questa fonetica del sardo, non fai di che in italiano, assolutamente. Si ricorda di quando strocenta Cossiglia, buonanima, no? Quando pronunciata su fuoco stato, veniva da 4 T, stato, insomma, e tanto lo stroccia, insomma, però è una cosa che il sardo su un certo suono, giusto pronunciato in una maniera meda precisa. Pensai a consonanti C da scena ma sa C da caso, sa F, sa P, sa T, non si commente giusto o vedo questo sono o lo cambiamo su di uno tutto, no? E in Sarasa sono su 10 a intro dei fuochi, per esempio si può sperimentare in tutto il canto sardo, si può osservare come va in tutte le varianti. Fai su 10 ad essere perfettamente inutili a scrivere con una doppia C, doppia F, doppia P, doppia T. Oh. Unico criterio di scrittura, prodotto canto sardo, con 4 consonanti. Ma di aici funziona, saggi africana, saggi di gioco, o saggi di aggiungere. Di aici funziona da, se non si distingue su sono di Z che in sardo fai di due sono come in italiano, però in italiano iscritti con Z e doppia Z, uno sono e altro, si ricorda scetti un fuoco, rozzezza in italiano si è scritto con doppia Z, su sono sonoro e su sono sordo, no? E hai citato vince a Z a sola, a volte da buone, per uno sono sordo, a volte per uno sono sonoro. In sardo non fai assolutamente, voi tagliate proprio differenza di significato e rappresentare questa differenza di suono. Non fai. E in sardo sicuramente su meglio criterio di scrivere sa Z surda come in braccio e di scrivere su di gramma TZ poi di praci, c'è quello che non lo praci, però insomma è questione di praci o non praci, è questione che insomma è una cosa abbastanza connota e è una cosa brusca a tutto che anda bene e a questo punto se non si scrive la Z surda con su di gramma TZ a questo punto la Z sonora basta da scrivere sempre con una Z surda. Sa V funziona esattamente come a Saefa, poi è un allofono, un altro suono, insomma una varietà di naraude sul proprio suono e a questo punto potevo, scrivendo un criterio, donare un criterio unico, semplicissimo, po' C, sa C de cena in pratica, che narauso velare, e C de caso o de peccao, sa che narauso C de cena africana, C de causa de peccao alveolare. Velare, sa F, sa G africana, sa P, sa T, sa V, sa Z sonora, 8 consonanti con un criterio scelto. Ma andai a cercare in italiano una cosa di H. E sta differenza ai testi, questa questione di testi, questa questione è una scelta, che l'italiano viene da una scrittura a tradizione.
una tradizione di scrittura. Noi in italiano hanno fatto una convenzione con l'aria, si punti tutto posto di accordo, ma come si pongono di accordo in italiano, invece no, su 100 conche, 100 berritas. No, e chi narra su dentro una tradizione e una storia di scrittura, che viene dei tempi su Dante, no, tenenti praticamente 300, su 400, 500, 600, di contavo 405 funti 800 anni di storia di scrittura in italiano. Su sardo non che non da quanto sempre scritto, fino a me da bruso innanzi dell'italiano, ma su manco sono un buon secolo prima dell'italiano scrivente in sardo, ma i sardo sono, noi ho tento mai un governo che vuoi appannare, questo lo voglio come lingua delle scuole, e di aici ad essere giusto, ad essere sbagliato, però se scrivi aici e tutto si scrive di aici. Questa storia a noi sta mancata. Noi in Saras non teniamo né una vera e propria tradizione di scrittura come in italiano e non teniamo manco un Stato che ha fatto questa lingua dei sardi, questa lingua, questa normalità dei sardi. E a questo punto, insomma, cercando di adattare un criterio di scrittura, o meglio, stiamo cercando di dire come andrà bene a scrivere su sardo. E a questo punto a noi si conviene di adottare un criterio di scrittura, non di narri, intanto non tenere questa tradizione pollinarica che ne ha descritto in una maniera, che ne ha descritto in un'altra, questo pollinare senza che per un governo sappa no, scrive in questa maniera, o un'iscola, no? In questo senso l'Italia invece tiene di un esercito di maestri ormai di uno secolo e mezzo, insomma, maestri e professori, e in Saras no, anda bene a dire come funziona questa lingua e adottare sul proprio criterio, ma come funziona questa lingua, però. Non, io non dopo bocao di seconda mia su criterio di scrivere sotto consonante che saponao con una lettera scetti a intro dei fuori. No, lo potevo scattare in questa lingua semplicemente, funziona di aici, o vai in questo sono o cambiati uno tutto, e a questo punto no, e ha bisogno di raddoppiare consonanti di aici. E iniziare a polonare, insomma, questa fonologia è fatta assolutamente con su approfondimento prodotti sonos, va bene, e narrare proprio di scrivere a criterio tutto canto su sardo, non scetti su mio, non su chi nanta lingua sarda come una o non riuscivo a tanta cosa, o scrivere assolutamente tutto su sardo con criterio e deve andare vinza con criterio assolutamente facili, va bene? E poi non da questa grammatica, questa morfologia naturalmente fai di questa analisi di tutte le varie categorie. Dei fai secondo un brano di letteratura sempre a maniera di vonni sardo di tutto i fuendadas, esempio su de fraseologia, andapo posto canto bruso, andapo posto ogni a maniera che di bruso a manco di ognuno possa cattare di bruso su sardo cosa sua. E questa sintassi poi fai disanalisi logica e narrao su concordo insomma del suo pensamento e come funziona su sardo, ecco come su sardo buone di impai i fuori su come tu sa capia insomma poi fai narri su chi portausi in conca su significato che io leo su comunicare. È una parte dedicata a questa storia e di punto di approfondimento con una scheda isprappella isoco su e insomma ho cercato di corredare fino a questo disegno sui schemi grafici fino a rappresentare per esempio la questione dei verbos a proposito dei verbos di prodedrinta verbos coniugaus in treus e a maniera pensa che uno possa dire insomma naraus un modello di coniugazione in sarsa in questo punto naraus arrangia a fare questa coniugazione di che sia verbo chi olla da coniugare e allora spero di aver fatto una cosa insomma discreta che possa essere apprezzata finché sia una collega sa di ma è troppo umana questa insomma uno bignamino come ti faccio fare uno bignamino no? E naturalmente devi fare conto che a dire noi abbiamo una selezione di testo su del brano che ha posto